In questo momento io sto abbastanza bene, ho ancora qualche ustione ovviamente, però nulla di troppo rilevante, ecco. Invece il mio amico Matteo in questo momento sta ancora ovviamente male, però la condizione è molto migliore rispetto a ieri. Qualche ustione, segno visibile della brutta avventura che fortunatamente si è risolta solo con ferite guaribili, ma che poteva avere esiti ben peggiori. Ne è consapevole Moris Pilotto, il 19enne di Tombolo, ma nato a Castelfranco Veneto, che insieme all'amico Matteo Zanarella, suo coetaneo di Campo San Martino, è rimasto coinvolto nell'esplosione di una bombola di gas mentre stava passeggiando in un vicolo dell'isola d'Elba. Moritz sta tornando a casa dalla Toscana dopo le dimissioni dall'ospedale, mentre Matteo, ferito in modo più grave alle gambe e al braccio sinistro, resta ricoverato a Pisa. Ci siamo ritrovati ecco, in questa chiesa e tutto un tratto è esplosa un po' da quello che abbiamo capito è stato causato dalla rottura del filo che ha raccontato con la caldaia e è stata una parità di gas e un'esplosione. L'esplosione ieri mattina mentre i due amici stavano andando a comprare il pane per la colazione. Morris e Matteo erano all'Elba per una vacanza post maturità con altri 7 amici che ora sono rimasti sull'isola. Gli altri 7 sono rimasti lì, come è giusto che Ok. sia anche